Bentornati e bentrovati a Storie, la trasmissione che ogni giorno prova a raccontare la storia della civiltà occidentale, raccontando in questa storia la nostra storia della vita quotidiana di ciascuno di noi. Abbiamo visto come il cambiamento, il fortissimo cambiamento che ha attraversato il mondo greco alla fine del Medioevo ellenico ha portato una trasformazione enorme dal punto di vista della civiltà e dei costumi della Grecia. Infatti il Medioevo ellenico, che aveva in qualche modo ucciso la grande civiltà micenea, la grande prima civiltà dei Greci, la prima civiltà dei Greci che avevano prodotto l'Iliade e l'Odissea, era stato superato da questo fenomeno della prima e della seconda colonizzazione, per cui interi gruppi di Greci erano partiti dapprima alla colonizzazione dell'attuale Turchia e poi alla colonizzazione dell'attuale Magna Grecia, dell'attuale Italia meridionale. Questo aveva portato a un nuovo fenomeno sociale, a un nuovo fenomeno culturale, e questo è importante perché siamo sempre alle origini del pensiero della civiltà greca ed è importante comprendere come la figura di Omero, la figura che abbiamo tante volte raccontato di Omero, raccontando la lunga vicenda dell'Iliade e dell'Odissea, sia una figura che sia legata a un certo periodo storico. Il periodo storico era il periodo precedente al Medioevo ellenico, il periodo in cui in qualche modo la Grecia si stava costruendo nelle sue fondamenta. Ecco, in quel periodo c'era il mito della navigazione, in quel periodo c'era il mito degli eroi, in quel periodo c'era il mito di una società che desiderava l'onore, che desiderava la gloria. Omero in qualche modo prova a raccontare l'uomo, prova a descrivere l'uomo in quell'epoca, in quella società. Ma adesso, dopo che è arrivato il Medioevo ellenico, quindi dopo che la cultura greca è andata in fortissima decadenza, la cultura delle origini è andata in fortissima decadenza, e dopo questa seconda grande vampata di cultura, di civiltà, con le due colonizzazioni, con le due grandi migrazioni che dalla Grecia portano i greci sia a Oriente che a Occidente, si apre una nuova fase. E questa nuova fase è una fase in cui i greci si sentono completamente spaesati. Spaesati perché? Spaesati perché molti di loro erano partiti, spaesati perché le loro piccole città erano diventate improvvisamente città con una prospettiva mediterranea, con una prospettiva quindi continentale, internazionale. E il paradosso, nell'epoca in cui i greci erano rinchiusi nella loro terra, in realtà attraverso Omero provavano a diventare internazionali, provavano a diventare capaci di raccontare l'uomo nella sua natura, nella sua struttura. E nel momento in cui nella storia, al contrario, i greci sembrano aver conquistato la scena del mondo con la prima e la seconda colonizzazione, sentono su di sé la necessità di indagare di più se stessi, di trovare di più la loro identità e la loro forza. È in questo contesto che si inserisce l'opera di Esiodo. Esiodo è, insieme a Omero, l'altro grande padre della civiltà e della letteratura greca, e da questa puntata cominceremo a conoscerlo sempre meglio, come un uomo quindi non tanto dedito a grandi ideali, a grandi sogni, ma un uomo che cercherà di riscoprire la fatica del quotidiano, la fatica dell'esserci, la fatica dell'essere greco. Che cosa vuol dire essere greco in un mondo che stava completamente cambiando. È un poeta magari meno conosciuto di altri, ma per la sua profondità, per la sua forza, ci accorgeremo quanto ha segnato la civiltà e quanto ha caratterizzato il nostro modo di pensare anche odierno. Lo raccontiamo qui, lo raccontiamo a Storie, sempre da domani.